Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Come sempre il venerdì ci aspetta la live con le Sibille. Dunque sono qui in attesa della vostra venuta, come la venuta del Signore. Sono in attesa di vedervi giungere. Chissà se vi ricordate che il venerdì c'è la diretta della Hilde. Intanto vi dico già che buonasera Marietto, vi ricordo insomma gli appuntamenti settimanali. Abbiamo il lunedì sera l'incontro nel gruppo Telegram, i Magici Arcieri Bertoldini, dalle 20:30 alle 21:30. Dunque se non sapete cosa fare il lunedì sera, aggiungetevi al nostro gruppo Telegram, mi raccomando. Ricordatevi che è un gruppo di studi, non è un gruppo di chiacchiere o un gruppo di saluti, buongiorno e buonanotte, è un gruppo che viene utilizzato soltanto per trasmettere degli insegnamenti di esoterismo, per condividere appunto l'argomento dell'esoterismo. Intanto saluto Antonio, Claudia, buonasera. E dunque se venite nel gruppo siete i benvenuti, però per quanto riguarda questioni personali non è quello l'ambito giusto dove interagire. Ovviamente vi invitiamo a chiedere i consulti in privato per questioni di carattere personale, oppure di usare i canali come per esempio la diretta del martedì e la diretta del venerdì, per porre una domanda gratuita. A proposito di dirette, c'è nell'aria la novità del Marietto veneziano. Ha messo un video nel suo canale dove vi chiede appunto di dire insomma la vostra riguardo alla possibilità delle dirette con il pendolino, se occorre anche con un approfondimento con le Sibille, però in particolare lui è un ottimo, veramente valido radiestesista, e dunque mi raccomando andiamo nel suo canale a dire la nostra per vedere insomma di dargli un'indicazione anche sul giorno. Benissimo, allora Anna Maria, ciao, Rossana, ciao. Che dire, ricordate gli appuntamenti, ricordato appunto detta questa cosa del Marietto, vi ricordo che il numero di telefono per la diretta è 347 8702 622 nel caso in cui vogliate farmi la domanda in diretta. Vi ricordo che le telefonate hanno la priorità rispetto alle domande fatte nella chat dal vivo. Buonasera Giada. Altrimenti potete scrivermi la vostra domanda nella chat e io risponderò uno ad uno a tutti coloro che mi scrivono, in ordine ovviamente di arrivo, diretta permettendo, se non ci sono problemi nella chat. Bene, in ultimo vi ricordo che i consulti privati con me hanno un costo di 20 euro e durano un'ora, perciò bene, penso di aver fatto tutte le premesse del caso. Possiamo cominciare. Se dovesse capitare che avete esaurito le vostre domande, magari giochiamo con i mazzetti, nel senso che troviamo un argomento della serata e suddividiamo i mazzetti, ma se avete una domanda possiamo fare appunto la stesa gratuita. Buonasera Perla. Sono qua che aspetto. Chi comincia, chi si fa avanti, chi ha il coraggio di scrivere la domanda o che ha desiderio, insomma, di una risposta, io sono qua. Ecco qua, Mary, vediamo subito. Buonasera Hilde, intanto ciao Mary. Una domanda per Andrea, 6 aprile 88, lascia il lavoro a giugno, ne trova poi un altro, grazie. Allora, intanto le mescolo, poi facciamo il taglio, vediamo dunque per Andrea 6 aprile 88.
Allora, vediamo il taglio per Andrea. Allora, abbiamo una giovane fanciulla che però non necessariamente va preso alla lettera proprio nel senso di una ragazza giovane, anche se è possibile che sia così, comunque può indicarci un clima di lieve preoccupazione, non per forza, come dire, non per forza giustificata, nel senso che non è necessariamente detto che poi ci sia una reale preoccupazione, infatti poi abbiamo la carta dell'allegria che stempera i toni. Vediamo subito. Ok, vedo di riuscire a far stare inquadrato, però. Allora, ecco che abbiamo la linea del passato, in effetti è un lavoro che nemmeno non sembra che lui sia particolarmente entusiasta di questo lavoro, è vero che ci sono dei pensieri, sente che la cosa sia lontana, però non ha avuto possibilità di esprimersi moltissimo, nei suoi talenti, nelle sue capacità in questo lavoro, forse si è sentito un po' bloccato. Ad ogni modo la situazione va cambiando, sicuramente cambierà e per quanto riguarda il lavoro che lui aspetta, comunque effettivamente ci sarà un'ottima possibilità, una possibilità che lui possa subentrare a qualcun altro, dunque magari con una sostituzione in qualche ruolo, qualcuno che è in malattia, oppure si crea comunque un'occasione molto fortunata dove lui comunque risulterà molto valido e anche avrà la possibilità di parlare con una persona, cioè qualcuno con cui lavorerà o per la quale, una persona per la quale lavorerà che è sicuramente una persona valida, l'esito è direi più che favorevole. È possibile che sia anche qualcosa di una certa durata, che non sia proprio solo una cosa temporanea. Dunque sì, troverà lavoro, troverà. Andiamo avanti, vediamo un pochettino la prossima domanda. Giada Ariani, 25 dicembre 76, se parte il lavoro da casa per me, smart working. Vediamo subito Giada. Ciao Tiziana, ciao Sara. Allora, il lavoro smart working per Giada. Vediamo il taglio. Allora, il taglio, forse c'è qualcuno che rema un pochino contro. Magari non c'è tanta convenienza nel fare questa cosa, oppure sì. Allora, alla lunga sì, vedi, alla lunga sì, parla proprio di un cambiamento, qualcosa di forte, no? E che riguarda l'ambito della casa, io direi proprio di sì. Alla fine sì, anche se adesso, intanto nel passato l'hanno già prospettato, ma sta cosa, sti tempi si sono dilatati tantissimo. Vedi, è come se l'avessero quasi chiuso quel progetto lì, poi dopo in realtà non era chiuso ma era spostato nel tempo, c'era un clima di incertezza, non si sapeva bene, questo qua c'è la carta del malato, che cosa, come sarebbero andate veramente cose, se era meglio, se era peggio, insomma c'è stato un po' di confusione a riguardo della cosa, del progetto. Vedo comunque
Anche qui, quando c'è il ladro, comunque nelle questioni lavorative si tratta sempre o, di, un qualcosa che non conosciamo bene, oppure una possibilità che, si subentri, al posto di qualcun altro, che ci si inserisca in una situazione già, predefinita. Comunque sono cambiamenti sempre, particolari, non proprio alla luce del sole o comunque che si devono cogliere, al volo, no, magari anche in modo non proprio, lecito, però oddio non è che è un invito a far chissà che cosa, però probabilmente si creerà una situazione, o si sta creando una situazione, anche se un po' forzata, però che sarà positiva e che ti permetterà effettivamente di, mantenere comunque la tua posizione e sarà molto favorevole. Comunque la tua la risposta per te è sì. Ci sarà qualche aspetto che non ti farà tanto piacere, anche se la maggior parte delle cose vedi che sono tutte dal valore positivo. Magari ci sarà un aspetto penalizzante, non totalmente in linea, o comunque sembrerà che all'inizio la risposta non sia del tutto favorevole, però si stanno creando tutti i presupposti e a mio avviso è sì. Ok, andiamo avanti con le domande. Anna Maria Pava, vorrei sapere se Claudio del Toro ha buone intenzioni con me. 13 gennaio 60. Allora, Claudio. Allora, no, non ti ho saltato che mi arrivano i messaggi. Sei dopo in ordine per come è arrivato sulla mia chat. Devi aspettare il tuo turno. Allora, Anna Maria, vediamo Claudio del Toro. Vediamo il taglio. Mm. Allora, diciamo che il taglio non è proprio entusiasmante, forse questa persona ti ha già dato qualche piccolo motivo di stare un po' in pensiero. Io non so, questo Claudio ha sicuramente alle spalle un rapporto molto importante concluso, un rapporto che lo ha fatto soffrire molto per come è andato a finire, non so se addirittura, non vorrei spararla grossa, e non è che ogni volta che compare il vedovo necessariamente l'uomo sia vedovo, però un rapporto che lo ha portato a capire, a guardarsi dentro, dunque diciamo che è un uomo che ancora ha dei tormenti interiori, ma si direbbe che il suo interesse, scusami, è qua, l'interesse che ha manifestato nei tuoi confronti sia abbastanza sincero, anche se parte, cioè la carta dell'amore, questa carta dell'amore in particolare, può anche indicare non necessariamente proprio l'amore inteso come l'amore duraturo, ma può anche indicare appunto quella cosa fulminea, no? Vedete che lancia la freccia, no? Dunque potrebbe anche indicare una specie di colpo di fulmine oppure un'attrazione molto forte, un'occasione che si presenta fortunata, no? Nel settore dei sentimenti, ma non è indizio necessariamente di una cosa duratura. Però quest'uomo si sta facendo avanti e direi adesso, in questo periodo, si è fatto avanti in modo più serrato, no? Sembra che prima all'inizio l'abbia pensata un po' e poi abbia deciso di gettarsi o di comunque far capire con più chiarezza qual è la sua posizione, molto intraprendente, almeno da come, cioè ci pensa, è cauto, però si è lanciato. E da quello che vedo, sì, non penso che abbia intenzioni solo così, eh. Infatti,
sebbene ci sia in lui, un aspetto ancora, quasi una forma di tristezza, non sempre proprio solare, pimpante, però vedi allegria e, questa per esempio già è una carta che mi parla di un qualcosa di più stabile, di più duraturo. Vedi l'evoluzione che ha? Dunque secondo me nel tempo sì, direi che puoi, anche contare su questo. Guarda, queste carte parlano appunto di qualcosa di più importante, si lancerà. Senti, forse io non lo so che tizio sia e che cosa sia, però magari ha bisogno di un aiutino là, in quella direzione, però c'è dai. È serio, penso che sia serio a vedere le carte. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, adesso c'è il Marietto, avrò un viaggio in aprile, puoi dirmi come andrà. Dimmelo tu, io vengo alla tua diretta poi. Allora, un viaggio in aprile. Vediamo velocemente. Marietto, il viaggio in aprile. Caro mio, chi è geloso, eh? Beh, il viaggio in aprile andrà benissimo, oserei dire. Non è uscita una carta brutta, son tutte carte molto belle, carte di attesa, di intimità, di un sentimento molto leale che finalmente, c'è una riunione, insomma sarà il viaggio è qua, dunque la conferma del viaggio, un viaggio bello, programmato, atteso, e che comunque porta un nuovo inizio. Non so in che modo, oppure c'è la progettazione di un nuovo inizio, perché vedo dialogo, no, vicino conversazione vicino al bambino. E poi la conferma, di un qualcosa di grande, di importante, di molto duraturo. Anche qua ci sono comunque degli aspetti, delle cose da mettere a posto. Ci sono ancora delle cose da mettere a posto, e un qualcosa in particolare molto forte. Però il viaggio in sé sarà ottimo. Andiamo avanti. Tiziana, Ariete, Francesco Bilancia. Volevo sapere cosa prova per me. Vediamo Francesco della Bilancia. Cosa prova per Tiziana Ariete? Allora, vediamo un po'. Allora, diciamo che ci sono degli aspetti non del tutto chiari e non sono ancora emersi tutti, eh. Sono ancora degli aspetti che di questa situazione non si vedono. Allora, premesso che dalla tua domanda io e dal fatto anche che non abbiamo mai comunque parlato io e te in un consulto, dunque io non ho assolutamente idea della tua storia e nemmeno ho tanti elementi, perché hai detto Bilancia, solo il nome e Ariete, cioè, siamo andati molto sul generico, no? Dunque, allora, quello che ti posso dire è che lui sicuramente, in passato si è avvicinato a te, molto attratto da te. Mhmm, In passato non so quanto passato, anche qua perché non ho punti di riferimento non parlando con te
in modo più approfondito. Quello che ti posso dire è che lui vorrebbe prendersi cura di te, ci pensa, però ha molte remore, c'è qualcosa su cui è un po' frenato, non dico bloccato, è proprio qualcosa su cui lui sente di non aver alcun potere, di non riuscire in determinate cose, o comunque di non poter fare, dire, dare, di più o, comunque c'è un qualcosa che lo impensierisce. È possibile anche che, lui possa temere che subentri un'altra persona. Ehm Mhmm, Ti devo dire la verità, io nel prossimo periodo non vedo cose sfavillanti, anzi vedo anche la possibilità di una discussione, magari a causa anche di pettegolezzi oppure, incomprensioni, qualcosa che comunque mhmm, non contribuirà a capirvi. Nel futuro comunque la cosa cambia un po', ehm, cambia proprio toni, c'è poi di nuovo intimità, un riavvicinamento, comunque c'è poi un esito positivo, però ti devi attendere un prossimo periodo non proprio felicissimo. È più come se stesse valutando pro, contro, potenziali, cioè è in una fase di valutazione quest'uomo qua. Ehm, e poi c'è qualcosa di forte, non so dirti bene cosa, però l'esito comunque è favorevole, lo dico a onor di cronaca. Allora, Claudia. Jay 12 ottobre 74 chiederà a Claudia 11 giugno 72 di uscire a breve. Vediamo un po', mescoliamo. Vediamo Claudia. Allora, vediamo Claudia. Beh, una comunicazione c'è di sicuro. Ora vediamo un po' se ti chiederà di uscire. Allora, guarda Claudia, questa persona che in passato vedi c'è stato un incontro, però è in questo momento assolutamente preso da altro, proprio, si sta facendo forza nel lavoro, probabilmente deve prendere delle nuove direzioni più forti, più perché si sente molto bloccato o comunque è bloccato per altre cose nei tuoi confronti e non si lancia. Non subito e forse neanche, nel prossimo mese, dovrai attendere un altro po', perché, vedo che appunto, sebbene ci sia la carta dell'intimità e dell'incontro anche intimo, della possibilità di parlarsi vis-à-vis, però c'è anche gelosia e sacerdote, dunque è come se la cosa fosse al momento, rimandata o non subito possibile. Però ecco che si creerà un'occasione fortunata, la possibilità di una visita, ma in veste di amica, okay? Io ti consiglio di mantenerti su questa linea, perché poi più avanti vedi, sebbene ci possa essere un momento di afflizioni e preoccupazioni, è possibile, vedi, che arrivi qualcosa di positivo. Devi avere pazienza, non è adesso, più avanti. C'è un po' di tempo da aspettare. Andiamo avanti,
rispondiamo un'altra domanda. Prego, Mary Maulu. Allora, bene, grazie Giada, sono contenta. Buonasera Vincenza. Allora, Giuseppina, io sono Acquario e mio nipote è anche Acquario. Domanda. Nei prossimi mesi rivedrò questo ragazzo? Cioè, vuoi sapere se rivedrai tuo nipote? Adesso è maggiorenne. Sai, non riesco a capire cosa mi stai chiedendo. Perché mi parli di mio nipote? Poi immagino, vabbè, questo chiaramente sono... Vabbè, cerco di risponderti, anche se ti assicuro che non ho capito niente. Non ho capito in che termini rivederlo e perché mi dici che è maggiorenne. Cioè, boh, vabbè, forse per permettermi di leggere le carte su di lui? Va bene, adesso vediamo, provo, ma ho elementi scarsissimi per darti una risposta, vediamo. Allora, il taglio. Dunque, diciamo che se dovessi a intuito, senza elementi, quali io effettivamente non ho, darti una risposta, devo dire che si è creata una- penso, non so se un'incomprensione o una presa di posizione da parte di uno dei due o di entrambi, però insomma il taglio non è che non è tantissimo incoraggiante, vediamo che cosa dice però. Beh, sì, dai che lo rivedrai. Lo rivedrai, però non sarà facilissimo, nel senso non è che rivedervi sia una passeggiata d'allegria. Allora, vedo che appunto c'è una situazione che forse è stata, come dire, anche complicata dall'opera di qualcuno, probabilmente una donna non proprio ehm, mh, che comunque si è messa di traverso, di mezzo, non lo so, c'è qualche cosa, qualche ostacolo in quella direzione, ma non sapendo in che chiave leggere la tua domanda e queste carte vado alla cieca, cerca di cogliere il significato che più possa avvicinarsi al senso della tua situazione in base a quello che dirò. Ad ogni modo, attenzione a non compiere imprudenze perché capisco che il senso o la lontananza o la questione ti sembra che si allontani, ma ci sarà la possibilità di un incontro chiarificatore oppure un incontro dove potrete parlare, c'è conversazione e riunione, dunque sì che lo rivedrai, non ci vorrà neanche molto a rivederlo e probabilmente sarà anche lui a imporre la sua volontà di venirti a trovare, però o comunque di incontrarti, però forse non dovrete dirlo che vi vedete, forse dovrà essere qualcosa, vedi, perché ci sono molte cose contrastanti, dispiacere, gelosia in mezzo consolante sorpresa e casa, dunque c'è sicuramente la possibilità, ma mi pare molto avversata, ok? Non è una cosa priva di lacrime da quello che vedo. Non so il senso che possa avere per te quello che ti ho detto, perché io non l'ho capito, però mi auguro di averti risposto. Allora, via, stasera che mi sono collegata con 2 minuti di ritardo, ne leggo ancora un'altra. Tamara. Poi però dovrò sospendere per via dell'orario, perché sono veramente stanca, ragazzi. Tantissimo. Allora, Tamara. Buonasera, 14 gennaio 74, Demis, 13 giugno 75, frequentazione chiusa definitivamente. Vediamo Tamara, vediamo. Vediamo il taglio. Allora, attenzione, mi stava scappando il naso.
taglio era buono, era positivo. Vediamo però cosa dicono. Beh, se è chiusa io non lo vedo. A me sembra veramente una bella dirla a qualcuno che mi chiede di guardargli un ragazzo come va, e beh, gli direi: cavoli, ma c'è l'incontro con l'intimità, il senso anche di familiarità, no, quella sensazione di quando stai con una persona e senti di averla già vista in altre vite, di conoscerla già, conoscerla benissimo, ti senti proprio a tuo agio, stai bene. La persona molto coinvolta che si lancia, la fedeltà, il successo amoroso, cioè io certo è possibile che ci siano dei termini di freddezza, che magari abbia un carattere un po' particolare questo ragazzo qua, che abbiamo detto, data giugno, 13 giugno, dunque può essere che sia anche, sai, quei tipi che, mhmm non sono sempre molto, chiari da capire o che magari passano da ridere e scherzare a che si attaccano a una parola, no. Comunque detto questo, io penso che, vedi, ci sia una persona che cerca di mettersi nel mezzo o comunque che, ha fatto un danno, qualcosa, però, vedi che secondo me ripartite, io a me non sembra chiusa definitivamente, ti dico, non penso. No, non penso. Benissimo, basta. Cari amici, tornate martedì, così per tutti quelli a cui non sono riuscita a dare una risposta, mi rendo disponibile per un'altra per una domanda. Dunque tornate martedì sera, dalle 20:30 alle 21. Vi ricordo che potete chiamarmi al 347 8702 622 durante la diretta, e avrete la priorità sulle domande scritte. Vi ricordo anche che se volete un approfondimento o un consulto privato, il consulto dura 1 ora, non c'è un limite alle domande e ha un costo di 20 €. Vi ricordo gli appuntamenti settimanali: il lunedì sera abbiamo il gruppo Telegram, troverete il link per il gruppo nella descrizione al video, dunque quando c'è scritto Mostra altro sotto il video, se cliccate si apre tutta la scritta di descrizione di questa diretta e trovate il link per il gruppo Telegram. Vi basterà avere installato l'app Telegram, che è gratuita, sul vostro dispositivo. Dunque, una volta installata questa app, cliccando sul link che trovate nella descrizione del video, venite mandati direttamente dentro il gruppo e vi rimanda direttamente lì. Vi ricordo dunque 20:30, 21:30 il lunedì sul gruppo Telegram per gli argomenti esoterici che divulghiamo il Marietto Veneziano ed io. A proposito del Marietto Veneziano, vi ricordo di commentare il suo video dove chiede nel suo canale YouTube il vostro parere riguardo le dirette e il martedì e il venerdì invece la diretta sul mio canale dalle 20:30 alle 21. Io vi ringrazio tantissimo per la compagnia che mi avete fatto, spero di aver fatto anch'io compagnia a voi, spero di avervi risposto bene, io mi sono impegnata e vi ringrazio tantissimo per tornare a trovarmi. Grazie sempre, grazie del vostro sostegno e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale YouTube, se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Noi ci ritroviamo qui sempre su questo canale. A presto, un bacio. Ciao ciao.